passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli le mani. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse Effatà, che significa apri. E subito gli si aprirono gli occhi, gli orecchi. Sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare. Parola del Signore. Colgo 2 o 3 insegnamenti dalla parola del Signore appena proclamata di questa 23ª domenica ordinaria dell'anno. Un primo insegnamento lo cogliamo dall'Evangelista San Marco. L'Evangelista ci ha raccontato della guarigione di un sordo muto, un uomo senza nome. Forse anche per questo può diventare il simbolo di ognuno di noi. È un uomo che non può ascoltare quanto gli viene detto e non può comunicare agli altri ciò che pensa. Padre Hermes però, che è grande predicatore, ponteficio, nato e raggiuso, descrive quest'uomo però in una forma anche molto, come dire, confortevole, ma anche nello stesso tempo provocatoria. Dice di lui un uomo prigioniero del silenzio, una vita senza parole, senza musica, ma una vita, ecco interessante, che non ha fatto naufragio, non è sprofondata nel mare. Perché? Perché è accolta dentro un cerchio di amici che si sono presi cura di lui e che lo hanno portato da Gesù. Ecco perché non è sprofondato nel mare del suo dolore, della sua disgrazia, sordo e muto, perché ha trovato un gruppo di amici che lo hanno accolto, aiutato, guidato, accompagnato da Gesù, dal quale poi riceverà, come abbiamo sentito, la completa guarigione. E conclude questo pensiero Padre Hermes col dire: la guarigione inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima arte dell'accompagnamento. Che belle parole, lui è abituato, ci abitua Padre Hermes a questi bei pensieri. Chiama un'arte veramente bellissima, umanissima, quello dell'accompagnamento. Ecco, in queste parole di Padre Hermes sta il primo grande insegnamento per noi. Poter essere anche noi dei compagni degli altri, accompagnarli. Dopo ognuno di noi è diverso uno dagli altri, gli altri sono diversi da noi, con i loro problemi, che sono molteplici. Però l'atteggiamento di fondo di saper accorgersi, di saper, essere compagno, amico, per poter dire, per poter aiutare, per poter accompagnare.
una missione che riguarda ciascuno di noi. Però ho voluto sottolineare questo impegno soprattutto pensando ai genitori. Sì, i genitori, soprattutto quando i figli sono ancora giovani, accompagnare con l'insegnamento, soprattutto con il buon esempio, la crescita dei loro figli. Padre Hermes ha definito l'accompagnamento come una umanissima arte che veramente abbellirebbe le nostre famiglie, soprattutto arricchirebbe la vita dei figli. E purtroppo succede tante volte il contrario. Ecco i terribili fatti di cronaca nera di cui sappiamo tutti, dovrebbero essere molto eloquenti. Anche quello successe pure in questi giorni lì in America, e non è la prima volta. Un ragazzo di 14 anni entra nella scuola e fa fuori non so quante persone. Senza pensare a quello che è successo di quel 17 anni. Accompagnare, assistere, proteggere, aiutare, come il buon esempio. Io non so se i genitori riflettono su quello che alle volte succede nella società, non lo so. Un secondo insegnamento lo colgo dalla prima lettura del profeta Isaia. Ecco, è stata questa lettura e anche l'accompagnamento che sinceramente, lo sto dicendo, l'avevo scritto ancora 2 o 3 anni fa. Mi ha spinto a scrivere, come faccio ogni 2, 3, 4 mesi, un messaggio a tutti i giovani, ecco, dai 18 anni ai 30 del paese. Ecco, nella prima lettura del profeta Isaia abbiamo ascoltato queste belle parole. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge a voi la ricompensa divina. Isaia, in questo caso, è un autore sacro del VI secolo prima di Cristo. Non è il grande Isaia che è vissuto nell'8° secolo, però sia questo come un altro che sta nel mezzo, hanno dei pensieri così potenti, ecco, e così anche simili, da formare quasi un unico profeta. Ecco, sia il primo come il secondo, come il terzo autore vengono chiamati con lo stesso nome, Isaia. E questo ultimo è stato testimone della grande gioia del popolo ebraico che ritornava dalla schiavitù di Babilonia. Forse avrà anche assistito alla deportazione avvenuta circa 50 anni prima, ad opera dell'imperatore assiro Nabucodonosor, che aveva invaso appunto Gerusalemme, distruggendo il Tempio, portando lì a Babilonia anche i vasi sacri. Quell'episodio che ha ispirato, lasciatemelo dire, anche il nostro grande Giuseppe Verdi, il Nabucco, è la traduzione musicale di questo evento. Comunque, ecco, si può immaginare la sofferenza di chi viene portato via schiavo, che perde la sua libertà, che perde i suoi beni, i suoi averi, e che poi magari gli stessi hanno sperimentato la gioia del ritorno. Ecco le parole appunto del profeta, testimone, coraggio, non temete. Ecco, questo invito al coraggio di autori sacri dell'Antico Testamento l'hanno capito molto bene, perché fa parte della vita. Abbiamo tanto bisogno di coraggio. Più di 100 volte nell'Antico Testamento c'è questo invito, coraggio, coraggio, coraggio. Perché le paure e le perplessità non mancano. Ogni uomo è figlio del suo tempo, anche a quel tempo dei profeti, certamente le persone avranno avuto i loro problemi, e quindi ecco l'invito, coraggio, coraggio.
E anche a questo proposito, il pensiero di Padre Hermes è molto bello, molto forte. Dio non abbandona mai, non tradisce mai l'uomo. Ecco, il nostro Dio viene sempre a risolvere i problemi talvolta, ma anche e soprattutto per piangere insieme all'uomo, per unire le sue lacrime alle nostre. Il nostro tempo, il tempo che stiamo vivendo, cerca un Dio non tanto da adorare, ma che rida con l'uomo davanti ai caldi giochi del mare e del sole, ma un Dio anche che pianga con l'uomo. E ricordiamoci che nella Bibbia non c'è desolazione che non finisca in gioia, nemmeno la caduta di Adamo, la cacciata dal paradiso terrestre. Dio in quella circostanza disse all'uomo: verrà una donna che schiaccerà il capo del serpente. Coraggio. Ecco, abbiamo bisogno anche noi, di tanto coraggio. Io ho sentito lo stimolo di mandare queste parole ai giovani, perché fra di essi, vero, c'è anche quel giovane di cui sapete che ha avuto quella grande disgrazia, vero, il suo progenitor. Ha bisogno di coraggio, la famiglia ha bisogno di coraggio, la famiglia ha bisogno di sperare. Ecco perché gli si sta accanto e soprattutto gli si ricorda queste parole del Signore. Il coraggio viene da Lui soprattutto, dal Signore, perché Lui è Dio e può fare ogni cosa. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Generale. Per noi per opera dello Spirito Santo si è fatto uomo, fu pure crocifisso per noi, morire su te, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra di Dio, e di nuovo verrà nella gloria di dare i vivi e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è Dio, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita. Fratelli e sorelle, il Signore ci dona la sua parola. Non restiamo sordi e indifferenti, ma disponiamo i nostri cuori ad essere terreno accogliente perché produca frutti di opere buone. Diciamo insieme: Signore Gesù, ascoltaci. Per la Santa Chiesa di Dio, sappia custodire i tesori della tradizione, sia docile agli appelli dello Spirito e attenta ai segni dei tempi. Preghiamo. Signore Gesù. Per tutto il popolo cristiano, impari ad apprezzare sempre più la parola di Dio, ascoltata nella liturgia e accolta nella lettura personale della Bibbia, per testimoniarla in una vita ricca di sapore e di luce. Preghiamo. Signore Gesù. Per i genitori cristiani, educhino i figli alla fede e al coraggio della testimonianza
e diano loro, insieme al pane materiale, il pane della parola di Dio. Preghiamo. Signore Gesù, Per noi, riuniti nella celebrazione del sacrificio eucaristico, il dono d'amore ricevuto rinsaldi la nostra comunione e si traduca in gesti di carità e di solidarietà verso i fratelli, soprattutto i più sofferenti. Preghiamo. Signore Gesù, che ci fai bene ogni cosa, apri i nostri orecchi all'ascolto della tua parola e facci attenti agli appelli del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Alla pagina 18. A te, Signore, leviamo il cuore. A te, Signore, leviamo il cuore. A te, Signore, noi ritorniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. Quel vino puro che t'offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere con cui salvezza rendere grazie sempre ogni uomo per Signore, Padre Santo e Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono ai nostri umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, i cieli e la terra, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
cena allo stesso modo, prese il pane e il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e anche di convita di tutti i defunti che si affidano alla tua fede. Ricordati della tua Chiesa di cui sei terra. E qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e unione del nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale di Emanuele. E di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo più puro gradito. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e come liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace in questi giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni pericolo. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, bene e salute. Agnello di Dio che togli i peccati, abbi pietà. Agnello che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno
ma di soltanto. Alla pagina 34. Com'è bello, Signore, stare insieme. Com'è bello, Signore, stare insieme. E amarti come ami tu. Oggi nel pomeriggio alle 4 il Santo Rosario che viene recitato solitamente in cappella lo cominceremo qui in chiesa e poi a un certo punto scenderemo alla cappella attraverso quel sentiero che a quel tempo era l'unico che la piccola Teresa d'Ursa ha fatto uscendo da casa sua per andare a raccogliere l'erba e lì dove ha incontrato la Vergine Santa. E lì in cappella concluderemo il Santo Rosario. Mi è venuto in mente oggi un po' in tutta Italia, adesso pensiamo ai nostri, è cominciata la cacciatori. E ho capito nella vita che si può chiedere ai cacciatori in tutto, no? Ma quello di rinunciare alla caccia è come tirare via la carne, la pelle, c'è niente da fare. E allora ho cercato di capire, e poi la carità l'abbiamo appena cantata,
la carità perdona, la carità si adatta. Dobbiamo, ecco, è inutile. Ecco, piuttosto, ecco, un gesto di carità, preghiamo non soltanto per i nostri, ma anche per tutti i cacciatori che vivano questa loro esperienza senza disgrazia, perché alle volte può succedere. Ecco, è un gesto di carità pregare, perché il Signore, la Madonna, li protegga, ecco, dal male. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli, alla messa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi un giorno della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alla pagina 108, sui monti venisti. Sui monti venisti in questa collina, parlasti d'amore.